che mi ha fatto innamorare. È un giorno molto importante per festeggiare le donne che secondo me valorizzano noi uomini. Come va allora? Malissimo, perché purtroppo sto passando un brutto periodo e lo sapete già perché ero già venuto a parlarvi dei miei problemi. Io vi ringrazio di tutto quello che avete fatto voi amici di Rete Verit, però purtroppo io ho bisogno di un posto di lavoro. Ci hanno comunicato l'esproprio per la realizzazione dell'ampliamento della terza corsia. In realtà noi sapevamo che erano 6.000 metri, ci siamo trovati l'altro giorno con un esproprio di ben 11.000 metri. Perché? Non lo sappiamo, perché per fare 3-4 metri di corsia non credo che serva tutto questo territorio. Abbiamo una camera a disposizione dell'emergenza inverno, qui ogni sera riusciamo ad accogliere le persone che troviamo per strada o che si rivolgono direttamente al dormitorio perché si prenotano la mattina stessa. Devo dire che aver anticipato l'orario di apertura della casa dell'ospitalità ha permesso anche di distinguere tra i target. Dobbiamo proprio ringraziare tutti i nostri amici privati che ci vogliono bene, ci portano roba per i nostri utenti. Oggi per noi è una giornata importante perché il coro dell'Avis ha mandato qui le voci del Sile per fare queste esibizioni alle nostre signore. Prendimi l'anima, vestila e usciamo a correre, a sorridere, liberi noi, e se torna la voce a parlare di noi. Buonasera, buonasera, vi siamo mancati. Ciao grande famiglia di Veneti Schiacciati, a noi siete mancati tanto, ma soprattutto sono mancate le nostre storie, queste storie toccanti che ogni lunedì ci avvolgono e poi ci fanno anche riflettere. Però questa sera abbiamo una bellissima sorpresa, all'insegna della solidarietà, all'insegna di dire ci siamo anche noi che vi aiutiamo e siamo vicini. E chi abbiamo ospiti questa sera, Anna? Abbiamo niente meno che Fabio Ricci e Alessandra Drusian, i Jalis, nel nome d'arte i Jalis, conosciutissimi in tutta Italia e in tutto il mondo. E allora benvenuti, ben ritrovati per questo lunedì. Dicevamo, come aveva anticipato Mirella, un altro viaggio all'insegna delle vostre storie, un altro viaggio all'insegna delle emozioni che condividiamo con i Jalis che hanno accettato il nostro invito e che ringraziamo tantissimo per essere qua. Jalis perché sono qui? Sono qui perché si parla di solidarietà e quindi volevano essere presenti, ma sono qui per raccontare anche la loro storia come artisti. Allora chi prende la parola, Alessandra o Fabio? È uguale, va tu. Comincia Fabio. Fabio, dicevamo, avevo modo di ascoltare anche diversi brani nel corso della trasmissione, sì. A cominciare da un brano che è pura poesia. Io l'ho ascoltato prima, ho sentito anche le parole, e che parla di chi cerca la redenzione attraverso la detenzione, di chi ha voglia di un riscatto sociale, personale. Possiamo anche iniziare con E se torna la voce, che è il brano dedicato, realizzato all'interno di un percorso fatto con i detenuti del carcere San Vittore. Se vogliamo, se parliamo di quello, e se torna la voce. Ho saltato parte della scaletta, ho rimescolato tutto, noi chiedo scusa. Noi dovremmo essere il sottofondo su queste storie molto importanti, i riflettori sono rivolti su queste storie. Prima parlavamo di cose belle che vorremmo raccontare noi per cercare di dare una testimonianza positiva, per cercare di dare una mano, un aiuto alle persone che hanno grosse difficoltà, perché ce ne sono veramente tante. Noi giriamo un po' il mondo, ma vediamo come stanno andando le cose e come funzionano, ed è veramente mette un'ansia tremenda capire come noi italiani ci ritroviamo a essere sempre noi, persone, pubblico, ad essere in aiuto, e mai qualcuno che invece, che è quello che ci governa, ci comanda, che insomma gestisce la nostra amministrazione, capisce o prende in mano una situazione. Siamo sempre noi i volontari di noi stessi. Ecco, infatti ne parliamo più volte nel corso della trasmissione. Scusami se mi sono permesso, no, hai fatto benissimo. Anzi, noi non siamo musicisti normali, sì, noi siamo Fabio. indipendenti, e quindi cerchiamo anche siamo anche piccoli produttori indipendenti, una piccola voi realtà. che girate il mondo,
Quanta solidarietà vedete girando il mondo? Perché secondo me ce n'è tanta. Io vengo dal mondo della solidarietà e mi accorgo che veramente c'è un mondo di solidarietà. Certo che la solidarietà non fa scoop, non fa tanto rumore notizia, e non fa notizia. Rumore, ma le secondo cose te, belle. Alessandra, cosa vorresti dire allora a queste persone che la solidarietà, questa parola magica, è una parola magica, è una parola magica, una parola che dà speranza, che fa onore alle persone che lo fanno. A volte si fa solidarietà e non si vuole neanche magari essere troppo in evidenza nel momento in cui la fai, perché non vuoi che la gente magari pensa, ecco guarda, quella fa solidarietà, hai capito? E farsi notare. Esatto. Invece in realtà è una cosa importante. Oggi come oggi veramente abbiamo grande bisogno. Io mi rendo conto che nella gestione anche familiare mi rendo conto di quanti costi, di quante spese comunque uno debba sostenere durante un mese e sono veramente... a volte dico anche a lui, mamma mia, ma cioè, arrivano e già li hai già spesi i soldini, e quindi di conseguenza mi rendo conto che chi non ha un lavoro, chi ha problemi in famiglia di salute, chi ha necessità di una casa, di un qualcosa, la solidarietà è far del bene, è aiutare queste persone, e credo sia importante, ma comunque in tutto il mondo c'è questa voglia di aiutare le persone, e noi italiani abbiamo un grandissimo cuore, perché ce ne rendiamo conto soprattutto quando accadono cose particolari, cose improvvise, come per esempio il terremoto che c'è stato all'Aquila oppure a Amatrice, cioè si smuove il mondo. Poi l'importante però è che nel momento in cui si smuove il mondo intero ci siano i fatti, e non solo le parole, non soltanto il pensiero di fare, ma deve essere proprio un aiuto vero, concreto. E quello su cui noi dobbiamo lavorare, non soltanto fiumi di parole. Quello su cui noi dobbiamo lavorare non è soltanto la forza del volontario, non è soltanto noi che dobbiamo darci una mano tra di noi, che deve essere sospettata. Dobbiamo avere il sostegno. Esatto. Noi abbiamo un paese di alta cultura, di grande cucina, di grande moda, di grande turismo. Noi potremmo stare con le braccia conserte e risolvere tutti i nostri problemi soltanto avendo il turismo che entra nel nostro mondo, nella nostra Italia, mettendo lì un obolo, okay? Invece siamo ancora più indietro, e questi problemi, queste difficoltà che noi viviamo quotidianamente, poi alla fine dobbiamo risolvercele noi, no. E allora, e poi abbiamo altri due ospiti che presentiamo, una coppia di giovani sposi, diciamo così perché sono giovani, però purtroppo con grandi difficoltà, Nicoletta e Luca. Sì. Vi presentate voi, io voglio che vi presentiate, perché è una storia struggente la loro, e voglio che siano loro a raccontarvela. Iniziamo da te, Nicoletta. Nicoletta Manente e Luca Tiozzo, entrambi di Spinea. Sì. Vai, Nicoletta. Ciao, sono Nicoletta, ho 50 anni, ho la fibrosi cistica e tra le altre cose a novembre ho scoperto anche di avere un tumore al seno. Sono stata operata e adesso devo fare delle terapie, insomma. Però e qual è il problema, Nicoletta? E qui mi rivolgo a tuo marito che si sta già commuovendo perché sta vivendo questa situazione. Pensate che quando mi chiamano già al telefono io sento che la situazione è drammatica, non sanno più a chi rivolgersi, perché sono talmente delle situazioni intollerabili che basterebbe così poco per superarle, però c'è questa cattiveria, questa di mi non vo combattere, chi si arrangia, perché è successo proprio questo. Cosa ti è successo, Luca? Buonasera, sono Luca, praticamente da un anno e mezzo che lavoro su un'azienda di caffè. 6 mesi fa mi sono infortunato a un dito, praticamente ancora può succedere, normalissima. Sono in casa da 6 mesi e dopo 2 mesi che ero in infortunio un datore di lavoro non mi ha più voluto pagare. Perciò è da ottobre che tu non ricevi più nessun stipendio, nessun aiuto. Nessun aiuto, non busta paga e niente. Io ho provato a chiamare per sapere le motivazioni, giustamente, come si deve fare, e non si fanno sentire. Anzi, mi prendono in giro, mi dicono che non sanno niente di me. E tu ti sei rivolto anche a qualche CAF, a qualche sindacato? Sei andato? Mi sono rivolto a un sindacato, il sindacato ha mandato un'email, ha provato a vedere se poteva risolvere la situazione il più breve possibile, e questo, che è un personaggio, non so come chiamarlo, non risponde all'email. Allora mi ha dato un consiglio, io l'ho ascoltato
e sono andato tramite un avvocato. E qua ci risiamo. Allora sono senza soldi e devono prendersi un avvocato per riuscire a vedere se riescono a portare qualcosa che è loro dovuto, perché lui ha lavorato, lui deve essere pagato. Queste storie sono delle storie incredibili, che queste persone poi, oltretutto la Nicoletta che è malata grave, sta sostenendo lei, il marito, anche con un piccolo lavoro. È vero, Nicoletta? Sì, tu cosa fai? Part time, sono impiegata. Ecco, e questo lavoro ti pesa perché la salute non è... Ultimamente però pur di riuscire a sbarcare lunario, come diciamo noi, ti sei messa a lavorare. Ma tu cosa vuoi dire? Perché sei qua, Luca? Sono qua per vari motivi, un po' la rabbia nei confronti dove ho lavorato, che non è possibile oggi come oggi lavorare e non percepire uno stipendio, soprattutto quando anche uno si fa male, che non ne ho colpe. Esatto. E poi anche per gli altri, cioè non so ecco, Mirella, facciamo un passo indietro un attimo. Dunque, Luca lavorava per un imprenditore del Trevigiano, nel Trevigiano, un imprenditore molto conosciuto nel settore del caffè, e nel momento in cui ha subito l'infortunio, l'imprenditore ha continuato a percepire i contributi che arrivavano per Luca dall'INAIL. Quindi il datore di lavoro ha continuato a percepire questa voce, ma non l'ha corrisposta come avrebbe dovuto a Luca, che nel frattempo si è affidato anche a un avvocato, come anticipato, però senza alcun esito. Nicoletta, la moglie, ha trovato, grazie a Dio, un lavoretto come impiegata con la legge 104, quindi... Sì, io lavoro da 12 anni. Esatto. E una cosa devo dire... Però c'è da dire che, come avete già detto voi, ci sono problemi economici molto forti, gravi. Avete scritto anche al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che vi ha risposto. E adesso faccio vedere la lettera, perché ce l'abbiamo qua, perché non è che dicono delle cose così. Ecco, questa è la lettera, ecco, non so se riesce a inquadrarla, è scritto appunto segretariato generale. Allora, oggetto signor Tiozzo Luca, per le valutazioni e le eventuali iniziative di competenza si trasmette l'allegata lettera che il signor Tiozzi ha inviato al Presidente della Repubblica. Nel rimanere in attesa di un cortese cenno di riscontro si ringrazia per l'attenzione che vorrà essere riservata alla presente. Cordialmente il capo del servizio. Ecco, perché questa lettera è stata mandata anche all'amministrazione comunale, ovvero al sindaco di Spinea. Allora, io conosco il sindaco di Spinea, Silvano Checchi, che andrò a trovare personalmente con loro, perché questa situazione è veramente intollerabile. Qui lo dico davanti alle telecamere dove tantissimi ci seguono, perché non è possibile essere ammalati, aver perso il lavoro non perché ci si è licenziati ma perché si è fatto male e non riuscire ad avere niente, neanche una risposta tramite mail. Questo lo trovo proprio di una mancanza di rispetto verso queste persone incredibile, ma io che le vivo tutti i giorni queste cose vi posso assicurare che ce ne sono tante queste cose e noi ve le facciamo vedere, perché bisogna farle vedere, bisogna smuovere questo muro di gomma che circonda queste persone, queste brave famiglie che, ripeto, hanno solo la sfortuna di aver perso il lavoro. Però andiamo avanti. E cosa succede, Anna? Allora direi continuiamo questo nostro viaggio con le note emozionanti, emozionali ed evocative dei Jalis. Quindi che brano ci introducete adesso? Quello di cui si è parlato? Gigi e Cocò. Che facciamo? Se è in base alla scaletta dovremmo fare Tra rose e cielo, quindi parliamo di uomini che vanno ad aiutare altre persone. Quindi questo ponte di pace che parte anche da qui. Allora sentiamo Tra rose e cielo. Testo di Yunis Taufik, poeta italo-iracheno, parla di uomini che aiutano le persone in difficoltà, quindi soldati, medici, volontari, infermieri, giornalisti che vanno anche sul fronte. Assolutamente sì. Un mondo di solidarietà. Esatto. E allora partiamo con queste note, così ci introduce verso questo nuovo viaggio, verso questo nuovo appuntamento insieme a voi. Senza
Ascolto la voce del mare nell'infinito che c'è, lascio il mio canto volare, dentro il mio sogno io sento la gioia che mi fai provare, è come se un raggio di luce sfiorasse la pelle fino a scaldarmi il cuore. Magico amore ritorna qui da me, tra rose e cielo, tra terra e mare sei tu, nel mio silenzio sei, tra rose e cielo, tra stelle e sole lontano. Sento tra le onde una voce, passione che mi sta chiamando, mi avvolge il profumo di te, cristalli del cielo, il tuo sorriso illumina, unico amore ritorna qui da me. Sperimentali sono montagne che qualcuno ha bruciato, ho fatto cose per riprendere il cuore fermato, ho dato aiuto a chi all'aiuto aveva rinunciato, ho visto nascere, ho visto andarsene, e nel linguaggio universale che vive il nostro calore, lo impari a scuola, in famiglia, per strada nel dolore, resta nell'anima una rosa donata, rimane impressa nel cielo come una scritta stellata. Tra rose e cielo, tra terra e mare sei tu, nel mio silenzio sei, tra rose e cielo, tra stelle e sole ti amo. Tutta la vita è per sempre, I'm waiting for you, tra le tue mani io vivrò. Tra rose e cielo, tra terra e mare sei tu, nel mio silenzio sei, tra rose e cielo, tra stelle e sole ti amo. Tra rose e cielo, tra terra e mare sei tu, nel mio silenzio sei, tra notte e luce, tra fuoco e amore ti Complimenti, grazie a Fabio Ricci e Alessandra Drusiani, i Jalis, in arte i Jalis qui a Rete Veneta. Perché qui a Rete Veneta? Perché si parla di emozioni, di amore, di contributi concreti, di aiuto. E allora io adoro le vostre voci, in particolare quella di Alessandra, non me ne volere Fabio, la voce, lei. ma è così evocativa quando canta. Ti chiedevo prima Alessandra se hai fatto anche corsi di lirica, sì immagino. Ma io ho iniziato cantando in un coro, il coro Alpes della città di Oderzo, e c'era il maestro Granzotto, il quale lui era un violinista, però amava curare le voci, e con lui ho capito tantissime cose per quanto riguarda appunto la respirazione, il canto lirico. E poi prima di Sanremo, grazie alla nostra produttrice dell'epoca Carmen Di Domenico, ho imparato veramente come gestire la voce, come dare un senso a una canzone dall'inizio alla fine, perché ero una che partiva in quinta, in sesta direttamente, poi quando facevo musica pop, e quindi insomma con lei, con Carmen Di Domenico, abbiamo studiato parecchio per quanto riguarda l'interpretazione, che è importantissima in una canzone. Sì, per modulare la voce è fondamentale. Avete parlato anche di amore, no? Allora io nel frattempo volevo chiedere alla nostra coppia... Aspetta un momento però, sì. Io te lo devo dire Alessandra, quando ho detto ad Anna che avevo ospiti, Anna non ci credeva. Anna mi ha detto, ma sei sicura? Non voleva neanche metterlo nella scaletta di tu. No, ho detto finché non li vedo, perché non si sa mai. Allora volevo dirvelo perché Anna era emozionatissima quando io ho detto è vero? Che avrei avuto sì. Jalis. No, non emozionata, ero proprio alle stelle, hai capito? A proposito di stelle, ma io mi aspettavo di vedervi a Sanremo quest'anno, insomma, dopo il successo di Fiumi di Parole del 97. Fabio guarda per aria. Ma in realtà lui a Sanremo
quest'anno ci siamo andati. In bicicletta. Siamo andati lì in bicicletta. Poi parliamo anche di questo progetto. Poi mi sono fatta 2 settimane di influenza, non importa. Ma perché non siete stati sul palco? Ci mancava soltanto il palco, perché poi in realtà quello che è successo a Sanremo quella settimana. Noi siamo andati a promuovere tante cose, Locali Tour d'autore, che è un format radiofonico che abbiamo portato ormai da luglio, portiamo avanti per promuovere la musica emergente e gli artigiani italiani nel mondo. E poi questa applicazione della bicicletta per la MoveCoin, praticamente è un'applicazione gratuita che si scarica e tu camminando o pedalando produci anche energia ma anche denaro, anche perché soldini. Ogni chilometro 10 centesimi, quindi gratuitamente riesci anche a guadagnarti piccole cose, però comunque chi ti regala un'applicazione gratis oggi come oggi, che ti fa produrre, non regala niente nessuno oggi, capito? Il codice promozionale Giallis raddoppia all'inizio quando ti iscrivi. Quindi eravamo lì per promuovere queste iniziative e poi devo dire che sì, insomma, abbiamo anche tentato di presentare un brano nostro, però la selezione non l'ha preso in considerazione, è fermo lì, non è un problema, cioè voglio dire, può succedere. Scusate, insomma, allora, avete detto chiusa che voi... parentesi. Sì, chiusa parentesi, che adesso io riapro un po' perché devo fare la frecciacorina, no? Come si dice a Roma. Perché non vi abbiamo più visto sul palco? Cioè, siete bravissimi, portate avanti la voce. Guarda che Fabio mi ha detto che non vuole far polemica, che è qua solo per solidarietà questa sera. Scusa, siamo scambiati i ruoli. Dunque, sì, non vorrei fare polemica perché ci sono temi molto più importanti. È una questione di case discografiche, è una questione di etichetta. Guarda, noi abbiamo vinto. Forse avete calpestato i piedi a chi non dovevate senza volerlo. E che ne so, te lo dico proprio alla Veneta. E chissà. Non so questo, ma involontariamente. Noi siamo artisti, produttori e discografici di noi stessi. Forse questo è il brutto? Essere una piccola azienda è brutto questo? Cioè, noi dovremmo essere piccoli è brutto, Fabio, te lo posso garantire. Quando dicevo prima, io vedo veramente, forse perché siamo sposati o forse perché facciamo delle cose che sono diverse dal marketing, che non sono magari, no? Non lo so, questo non mi faccio questa domanda, perché ognuno poi però si organizza. Noi che siamo vostri fan ce la facciamo, volevamo sapere come mai. Io mi unisco a voi, nel senso che ci facciamo una domanda anche noi, perché insomma presentare un brano e non piace, non passa, però sono passati anche diversi anni, quindi insomma mi piacerebbe ripassare un po' sul palco. Però diciamo che noi non abbiamo mai smesso di fare musica, perché come sentirai, canzoni le abbiamo prodotte parecchie, probabilmente noi non abbiamo fatto forse il cambio di guardia per quanto riguarda la nuova televisione a livello musicale, quindi i talent, quindi questa tipologia di ricerca di nuovi personaggi, di nuovi talenti. Quindi noi siamo... Tu sei stata anche un talent. Sì, ho fatto The Voice perché volevo capire, conoscere, io sono molto curiosa. C'era Raffaella Carrà, poi c'era Piero Pelù, J-Ax e Noemi, erano i 4 giudici di quella edizione. E non ti hanno riconosciuta quella volta? Non si sono proprio girati. Non si sono girati. Ma per me non è stato un problema, perché proprio li ho spiazzati comunque con il mio modo di fare, molto tranquillo, molto sereno. La ragazza è giovane, è un emergente e allora ha bisogno di fare un po' di esperienza, però è in gamba. Mi è piaciuta anche l'umiltà con cui ti sei presentata. Ma io sono così, cioè io sono molto rispettosa del mio mestiere, amo il mio mestiere e quando lo faccio veramente col cuore, con l'anima, non sono una che vuole per forza arrivare a tutti i costi. Io lo faccio perché sento di farlo, sento che dentro di me c'è qualcosa che devo esprimere in questo modo, da quando ero piccola che praticamente io comunque canto, comunque mi piace questo mestiere che ho tra le mani, questo dono che mi ha dato Gesù, questo dono che mi ha dato Gesù, se è noi veramente un dono. riuscissimo a dare il valore, prima parlavamo di quanta ricchezza abbiamo in Italia che non sappiamo sviluppare e diventa povertà, perché non sappiamo noi dare il valore alla ricchezza che abbiamo, ma non noi persone. Chi gestisce questa nostra ricchezza? Se noi riuscissimo a capire quanto una canzone può aiutare anche a far del bene. Beh, la canzone fa tantissimo perché è la colonna sonora della nostra vita. Esattamente, perché ti collega a un momento storico della tua vita e può aiutarti anche in momenti difficili. Evocativa, l'abbiamo detto. Esattamente, infatti, se si riuscisse a capire che dietro una canzone c'è un mondo di persone che ci lavora dietro e quindi vanno salvaguardate, questo, la cultura di base, potrebbe già essere una mano in più, ma reale, non a parole, allora, anche per tutto quello che succede. Scusa, sono aiutati a seguire questa carriera? Perché ma i giovani oggi come oggi no.
perché non c'è nessun produttore, nessun pane scout che ti prende, investe sul giovane e ti lancia. Esatto, perché un discografico che mentre negli anni 80-90 investiva e quindi ti permetteva di fare un singolo, poi un album, no, proviamo il secondo, il terzo, il quarto, così sono nate le varie, i vari Barbarossa, i vari Venditti, Baglioni, sono nati così, facendo brano dopo brano, perché si lavorava sul talento. Ma perché si investe poco sui giovani, Fabio? Perché specialmente non c'è sulla il musica? ritorno per chi produce, perché i dischi non si vendono e quindi un discografico che investe non riesce a ritornare, quindi devi lavorare sul sponsor, sul crowdfunding, devi lavorare sui concerti, ma anche i concerti diventano difficoltosi. Cos'è il crowdfunding? Spieghiamo a chi non conosce l'inglese. Crowdfunding è questa formula di collaborazione con i fans dove tu offri delle opportunità e diventano coproduttori i tuoi fans. Quindi si mette un termine di una raccolta comunque di denaro. Esattamente. Ecco. Esattamente. Ma quindi allora, un attimo di Sanremo. Cerchiamo di capire, perché a casa vogliono anche capire, ma chi è che seleziona a Sanremo le canzoni? Cioè questa giuria da chi è fatta, Fabio? Supponiamo che tu il prossimo Sanremo lo realizzi tu, no? Sei tu il direttore artistico, tu scegli il tuo team, quindi se tu hai ti trovi bene con lei, lei è una delle tante che faranno Mirella, parte. se non mi chiami, guarda, prego, sei finita, te lo dico già, abbiamo chiuso qui. E quindi avrai un cast di persone che faranno chi il direttore artistico, chi si occuperà ognuno si occupa del proprio gruppo, quindi Baudo aveva il suo direttore artistico, Baglioni era lui e il suo team di persone che sceglievano insieme agli autori. Perciò se tu non rientri tra questi è difficile che poi... agli autori o anche alle case discografiche? Esattamente. Eccola là. Esattamente, c'è un potere. Quando io all'inizio ho detto noi non possiamo essere solo noi a lavorare per far sì che il mondo... Cioè, quando noi diciamo non funziona questa cosa, ce l'abbiamo sempre col politico, ma se parte da noi, a sistemare noi, a buttare le carte a terra o a tenere pulita la nostra anche anima, no? Con la grande dignità che hanno questi due signori, che l'applauso è siamo noi che dobbiamo fare l'applauso a delle persone che hanno una grande dignità di andare a raccontare quello che stanno vivendo. Questo dramma tremendo, che tante persone si trovano in queste grandi difficoltà e quindi veramente l'applauso nostro va a voi per questa grande dignità che avete. Non possiamo essere solo noi a dire e a cercare di cambiare le cose, quindi ci deve essere anche qualcuno che insieme a noi ci aiuti a cambiare questa dimensione. Quindi i Jalis esclusi per oltre 20 anni da Sanremo perché schiacciati dalle case discografiche. Ci sono delle persone che gestiscono e che non è solo il pubblico che sceglie, non è mai solo il pubblico che sceglie, ma ci sono delle organizzazioni che stabiliscono... Come hai fatto Alessandro? Come viene deviato? Noi siamo un prodotto però sincero, spontaneo, genuino, noi facciamo, cioè Tra Rose e Cielo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle e se torna la voce che sentirete parla di una detenuta vissuta che ha avuto la sua storia difficile, le sue colpe, perché noi abbiamo lavorato all'interno del carcere San Vittore, quindi abbiamo fatto questa esperienza. Abbiamo toccato con mano le difficoltà, non raccontiamo cose per sentito dire. Questa è un'anticipazione del prossimo brano che andremo ad ascoltare. Però tutte le nostre cose che portiamo avanti le facciamo perché le tocchiamo con mano, perché incontriamo le persone faccia a faccia. Non è mai un prodotto di marketing, quindi studiato a tavolino. Bene, quindi... allora adesso mandiamo il servizio che prossimamente vedrete su questi schermi. Adesso lo vediamo. Adesso lo vediamo. Anche perché sono tanti e ne vedremo uno. Mi ero dimenticata ci fossero i servizi. Ah sì? Allora. Ciao grande famiglia, oggi siamo a Mestre e siamo precisamente davanti alla Casa dell'Ospitalità, dove ospitano i senza tetto e ci sta aspettando l'assessore sociale Simone Venturini. Andiamo! Buongiorno, buongiorno. Allora, adesso vediamo che l'assessore ci spiega chi sono queste persone. Vi presento il direttore della Casa dell'Ospitalità, che prego di venire vicino qui. Molto lieta, direttore. Gestisce tutta la Casa dell'Ospitalità e le attività connesse. Sì. Due parole. Questa è la sede di Mestre, è un servizio appunto di accoglienza per persone senza dimora. I posti letto qui sono circa 100. A questa sede se ne aggiunge un'altra a Venezia, invece un po' più piccola, che offre circa una ventina di posti letto.
Io vi racconto come funziona la casa dell'ospitalità, perché penso che molti siano curiosi di saperlo. La casa, come diceva prima, è un punto di partenza per molte persone che vivono un momento di difficoltà temporanea e vogliono un attimino capire dove in qualche modo possono ripartire. E allora la casa offre dei posti letto fissi per tutto l'anno, sono circa una settantina, che sono nei piani di sopra, in cui delle persone, attraverso una valutazione degli assistenti sociali del comune di concerto con la casa, vengono valutate come bisognose e pronte a un percorso e trovano stabilmente dimora per un periodo che può durare qualche mese, un anno e mezzo, in base alle difficoltà di quella persona, che può essere anche malata, può essere post-operazione. Anche sfrattata? Può essere anche sfrattata, sicuramente ci sono le situazioni di emergenza abitativa di persone sulla strada che non hanno altri posti dove andare a Questo finire. Questo è molto importante, perché di sfratti sappiamo Esatto. cosa i comuni tutti i mesi. Allora vuol dire che c'è un punto appunto che si può anche accedere facendosi vedere, sapendo. Sì, serve una valutazione degli assistenti sociali, serve una presa in carico per evitare che evidentemente diventi un uso improprio della struttura. Ovviamente di fronte a una valutazione di un bisogno e un impegno di mettersi poi in moto, perché sennò rischiamo di assisterli come fossero persone morenti, invece non è così, devono essere in qualche modo anche riscattate e rimesse in moto come meccanismo, vengono accolte. E poi questo inverno, ma negli ultimi inverni, c'è un investimento da parte dell'amministrazione comunale importante, perché ci sono molte persone in strada e crediamo doveroso dare una soluzione anche invernale a queste persone, e quindi ogni inverno l'amministrazione comunale stanzia delle risorse per mettere a disposizione 40 posti letto in questa casa dell'ospitalità per le persone che sono in strada d'inverno, perché per quanto tu possa fare molti servizi, comunque ci sarà sempre qualcuno sulla strada. Allora almeno d'inverno un tetto, un posto caldo, una doccia calda e una bevanda calda e un pasto va dato. E su questo c'è un impegno forte della casa, che quest'anno ha anche messo a punto un sistema nuovo, perché gli anni scorsi succedeva che si trovavano tutti quanti in stazione, 40-50 persone, e al freddo, dopo la mensa, quando passava il pulmino passavano anche le ore. Ovviamente quando è freddo uno cosa fa? Alza il gomito può diventare violento, ed era un problema anche di gestione oltre che di salute di queste persone. Abbiamo messo a punto un sistema nuovo, un po' sperimentale, anche un po' azzardato, con un po' di preoccupazione: la prenotazione del posto la mattina e l'arrivo poi in struttura direttamente, senza bisogno di stare in stazione al freddo. Che orari ci sono? Gli orari sono la prenotazione dalle 8 alle 10, correggetemi se sbaglio, dalle 9 alle 10, e poi l'accoglienza dalle 7 di sera. Quindi uno si prenota per 2 notti e poi deve tornare a prenotarsi, e questo ha fatto sì che le persone fossero anche responsabilizzate, perché non è più il comune che viene da te e ti fai trovare magari in stazione, ma sei tu che vai incontro al comune, che ti offre un servizio ma dimostri l'impegno. E tanti, è bello vedere come tanti, quando non possono venire perché trovano un'altra sistemazione, chiamano per disdire il posto, così un altro loro compagno può partecipare invece a questo posto caldo dove stare. Ecco, eravamo in compagnia dell'assessore Simone Venturini al Sociale di Venezia. Questo assessore che veramente si sta dando tanto da fare. Perché vi facciamo vedere queste cose? Perché è giusto informare, perché tanti non sanno che esiste questa casa dell'accoglienza a Mestre, dove si può mangiare, si può dormire, avere un tetto, perché è diventato un problema per certe persone avere un tetto. E noi vi facciamo vedere tutto, perché l'informazione, a mio avviso, sulla solidarietà è una cosa importantissima, fondamentale. Il servizio è stato diviso in 3 pezzi che poi vedrete, ma vedete quanto importanti sono queste cose per la gente che veramente non sa dove andare, e vi posso assicurare che ce n'è veramente tanta. Sì, infatti questa era la prima parte di altre 2. In questa parte di presentazione abbiamo visto come è strutturata la casa dell'accoglienza, poi andremo a vedere come viene gestita anche la questione delle eccedenze con le rese e anche altre cose. Si parlava di questo sguardo, di questo focus concentrato su chi naturalmente ha bisogno di un aiuto, su chi si sente perso perché non sufficientemente seguito da chi invece avrebbe il diritto e il dovere di farlo. A tal proposito volevo chiedere ai nostri ospiti, a Luca e alla Nicoletta, marito e moglie di Spinea, quanto è stato fondamentale l'amore per sostenervi l'un l'altro, perché sembra una banalità, ma qui si parla anche di emozioni. Certo, tanto. Quando tu hai scoperto di avere il tumore? È stata dura, ovviamente se non avevo il suo supporto sarebbe stato ancora più difficile affrontare tutta la situazione.
E a livello sanitario come l'hai vissuta? Cioè c'è accoglienza, c'è amore, c'è sensibilità? No, allora dove sono stata operata io ho trovato proprio delle persone stupende. Ecco, che è importante. Proprio. Io con la mia malattia sono seguita da tantissimi anni in un centro di Verona, però quello che ho trovato lì, dove sono stata operata al seno, è stato proprio... Lì dove, Nicoletta? A Monastier. A Monastier, sì, diciamo, la casa di cura a San Giovanni, sì. 23esimo. E lì ho trovato proprio delle persone stupende. E quanto è importante sentire che hai delle persone vicino che ti capiscono? È fondamentale. In quei momenti sì, perché ecco. Comunque la vita ti crolla il mondo addosso e vedi quanto è importante. Sì, però devi reagire, perché se non reagisci non vai avanti. Sì. E tu Luca come hai vissuto questo momento? Quanto è importante per te stare vicino a tua moglie, ma soprattutto anche a livello economico, perché devi sostenere delle spese? Io mi batto perché spero che questi soldi arrivino, devono arrivare questi soldi, vero Luca? Non è stato molto facile per me, anche per lei, perché anche per fare le visite ci vuole dei soldi per anticipare i tempi, perché se uno ha un tumore vuole fare sempre prima, e sono soldi, una visita al minimo sono 200 euro. Perché si va sempre per visite private? Sì, all'inizio sì, se vuoi fare prima, sì, all'inizio. Se no devi aspettare minimo un anno e mezzo. Perché prima si parlava, prima di venire qui in studio, di come l'ordinamento giuridico dovrebbe tutelarti, Nicoletta, anche visto l'invalidità che ti è stata riconosciuta, ovvero l'invalidità forte al 100%. Quella ce l'ho per i farmaci, però ovviamente se si vogliono fare delle visite più velocemente sappiamo tutti come funziona la sanità. Chi ha i soldi devi pagare. Lo può fare, chi non ha i soldi è un problema. Ma voi adesso nel concreto come fate se viene a mancare questa rendita? Sì, c'è un piccolo gruzzoletto che arriva dal lavoro di Nicoletta, ma come fate all'atto pratico? Ci adattiamo, cerchiamo Abbiamo iniziato a lavorare eravamo piccoli, diciamo. Avete qualcosa messo da parte? Qualcosa, però questo qualcosa sta diventando... Sta finendo. Nulla. È da ottobre che tu non ricevi uno stipendio? Sì, da ottobre. Da ottobre. Non ricevo un soldo. Niente. Zero assoluto. Allora guarda, io proprio sai che io dico sempre che vado dal numero 1, che è il sindaco, perché è anche responsabile della salute dei cittadini. Io questa settimana con voi andremo a trovare, domani lo chiamerò il sindaco Chechin, sentiremo anche cosa risponderà in base alla lettera che noi abbiamo letto del Presidente della Repubblica. Sì? Tu vorresti rientrare in quel posto di lavoro, stai cercando Non posso perché il contratto mi è scaduto. A febbraio. Lui non mi ha firmato nulla, praticamente. Poi una persona, io sono 30 anni più che lavoro nel caffè, non ho mai visto una persona così, come trattava gli operai praticamente, e il modo di lavorare. E questo non è un imprenditore, interessa solo i soldi, l'imprenditore è diverso. L'imprenditore guarda il lavoro, guarda, come si può dire, segue l'operaio, esattamente, lui interessa solo soldi. L'operaio per lui è nulla e non trovo giusto. Quindi tu stai cercando anche lavoro, oltre a risistemare questa cosa? Lavoro è da 2 anni perché non volevo lavorare, perché vedevo che le cose non erano come volevo io e poi è un ambiente un po' strano. Però non è facile, perché dicono sei vecchio, 47 anni, non mi sembra di essere vecchio. È una frase che questa proprio noi sentiamo, o troppo giovani o troppo vecchi, non si capisce a chi devono dare lavoro perché non va mai bene l'età. Esatto, o troppo giovani o troppo vecchi. Non è che era un lavoro chissà cosa. Sei rappresentante quindi, giusto? No, io faccio il tostatore di caffè, sono 30 anni. Tostatore, perciò anche una qualifica. È una qualifica, molti nel mondo del caffè è importante, però mi sono trovato le porte chiuse. Ho provato tutte le aziende di caffè, però adesso con la scuola del computer il lavoro serve meno manutenzione, meno operai. E quando si è ammalata Nicoletta ti sei visto anche dire che cosa dal tuo datore di lavoro? In che senso? Godevi della 104 e ti ha tolto anche... Sì, mi servivano i giorni della 104 e lui mi ha messo le ferie quando avevo un diritto e lui non me l'ha dato praticamente. Quindi via la 104 e ti ha tolto anche i giorni di ferie che non ti sono stati corrisposti. Chi ha la legge 104 ma in cerca di lavoro, se lo dici, ho visto che è un problema. Non è una valida Luca, idea. cosa vuol dire quando tu ti presenti e dici io ho la legge che mi tutela, che dovrebbe tutelarmi.
e il datore di lavoro dice tu mi crei problemi, e la verità non è questa. Il problema lo crea chi ha la 104 ma va a giocare a tennis. Chi veramente ne ha bisogno ci rimette. Io l'ho visto e posso L'hai provato dirlo. sulla tua pelle? Esattamente. Ecco, allora, visto che sei qua, che appello vorresti lanciare? Cosa vorresti chiedere? Cioè, io non chiedo molto, chiedo se c'è qualche imprenditore di cuore che mi può dare una mano. Spero che ce ne siano ancora, non penso che tutti siano... Io penso di sì che ce ne sono, basta. Non chiedo nulla di strano. Anche fuori da chiedo... Spinea? Sei disponibile a spostarti? Sì. Così lo dici? Sono disponibile e se ho dei problemi... E tu Nicoletta cosa vorresti dire? Che appello vorresti lanciare? Io vorrei che Luca si sistemasse con il lavoro, che le cose ritornassero come erano prima. Che tutto sommato stavamo bene. Perché anche la serenità aiuta a guarire, aiuta a combattere il male, perché tu stai combattendo delle guerre per vincere la battaglia finale, che te la auguro proprio di cuore, ma secondo me ce la farai, perché vedo però che avete una bella grinta, cioè intanto vi volete bene ed è una cosa grande. Siete una bella coppia. È una bella coppia e perciò questo aiuta tantissimo, però soprattutto deve aiutare anche il lavoro e tu sarai serena quando lui troverà lavoro, perché questo vi aiuterà a vivere più dignitosamente. Ho creato un problema a mia moglie, inconsapevole, però è la verità. Vabbè, ma non l'hai mica fatto, esatto. Lo so, però mi sento in colpa. Ma lui si sente in colpa. No, ma non ti devi sentire in colpa, assolutamente. Via Alessandra, no, perché sennò poi va a finire che vi rimbalzate la colpa l'uno con l'altro e poi l'amore diventa quasi una cosa secondaria. Invece no, dovete pensare che ci sia un grande amore tra di voi. Noi abbiamo vinto Sanremo, è successo di tutto dopo la vittoria di Sanremo e la cosa importante che abbiamo fatto è creare una famiglia. Abbiamo creato una famiglia, ci siamo sposati, sono nate 2 bambine e per noi la famiglia è una corazza, un punto di forza. Quindi dovete fare anche voi la stessa cosa, pensare alla famiglia, a voi due, come un punto di forza e non datevi colpe di niente, in niente proprio, perché nessuno dei due ha colpa nei confronti dell'altro. Comunque lanciamo l'appello perché queste 2 persone possano trovare la loro dimensione, perché è assurdo che esistano ancora queste difficoltà. Andare da un privato perché i tempi sono troppo lunghi e cosa aspetto? Cioè, siamo fuori dal mondo. Fuori dal mondo. Allora si parlava di questa serenità che uno non solo deve ritrovare laddove ha necessità di combattere, di trovare la forza per combattere contro una malattia, ma ha la necessità di trovare anche da un punto di vista economico. Allora vediamo questa settimana chi è andato all'assegno di Mirella. Ciao grande famiglia, oggi siamo a Treviso. E siamo proprio nella sede di Rete Veneta perché è arrivata Silvia, che voi già conoscete. Silvia non ce la fa più, non riesce a trovare un lavoro, il sindaco di Conegliano la sta anche aiutando, bisogna dire il vero, però a lei non basta, lei cerca un lavoro perché se non ha soldi come fa a sopravvivere, non a vivere, a sopravvivere. Silvia è anche una persona diversamente abile. Ma neanche questo, purtroppo, dobbiamo dire così, l'aiuta, perché i problemi sono ancora di più per lei. Eccola qua, ciao Silvietta. Buongiorno. Come va allora? Malissimo, perché purtroppo sto passando un brutto periodo e lo sapete già perché ero già venuta a parlarvi dei miei problemi. Io vi ringrazio di tutto quello che avete fatto voi amici di Rete Veneta. Però purtroppo io ho bisogno di un posto di lavoro che non riesco a trovare e nessuno mi aiuta nel cercarlo perché purtroppo io vi ringrazio, io ho bisogno di soldi perché non ho niente, non mi arriva niente, non ho niente. E però è un posto di lavoro che mi manca per avere una dignità mia personale. Vi prego aiutatemi in qualche maniera, vi prego. Tu mi hai chiamato, eri proprio disperata, hai detto Mirella, io non ho un centesimo, come faccio ad andare avanti? Se non riesco neanche a muovermi con la macchina, come faccio io? Cosa devo fare per far capire, ma anche quante persone come me ci sono disperate e non riusciamo a capire cosa fare e dove andare? Sì, è vero, è proprio vero, perché io sono iscritta anche all'ufficio mirato della provincia di Treviso come disabile, categorie protette, però purtroppo nessuno, anzi dovremmo essere forse i primi a essere aiutati perché è più in difficoltà, però anche la gente normale fa fatica, non lo so, dove andiamo a finire non so proprio.
Allora Silvia, questo è l'assegno della grande famiglia di Veneti Schiacciati che ha deciso di aiutarti perché tu ieri eri proprio disperata e mi hai chiamato, hai detto io senza una lira, un centesimo non so cosa fare, non so dove andare, perciò questo cosa ti permetterà di fare? Grazie, mi aiuterà a pagare molte cose che ho ancora, delle bollette in sospeso, e vi ringrazio di cuore per quello che state facendo per me. Guarda, questo mi aiuta veramente. Grazie. È una Ecco, storia le nostre difficile. storie, Silvia l'avete conosciuta, poveretta, lei ce la sta veramente mettendo tutta. Devo anche ringraziare Fabio Chiesca, il sindaco di Conegliano, perché anche lui la sta aiutando, però Silvia non riesce a trovare un lavoro e il lavoro è quello che a lei permetterebbe di avere la sua dignità, la sua dimensione umana che ha perso purtroppo. Noi cerchiamo e veramente vi dico grazie di cuore, perché se non ci foste voi, con i vostri contributi, io come farei ad aiutare queste persone? Però le facciamo respirare e non è una cosa da poco respirare, però il respiro fin quanto potrà durare. Ecco, io veramente faccio un appello a questi politici che sedetevi attorno a un tavolo e date i servizi ai cittadini, fate lavorare questi cittadini che veramente non ce la fanno più, li avete stremati, sono stremati. Io vedo anche al Banco Solidale, lo dico ogni lunedì, non si può continuare a battere su queste persone perché proprio le state distruggendo. Fate qualcosa, mettetevi al tavolo e trovate le soluzioni, lavorate. Insomma, tanti segnali che si lanciano con l'uso del linguaggio, si sa, con l'uso della parola si racconta tanto di sé, della propria personalità, della propria educazione, ma anche di qualcosa che avviene nel concreto. Alessandra e Fabio, voi grazie alle vostre note state portando avanti tanti progetti. Alessandra, abbiamo sentito prima quello della bicicletta con cui siete arrivati comunque a Sanremo e non soltanto, collaborate anche con l'Advar di Treviso. Abbiamo collaborato sì con l'Advar di Treviso e con i Docs Off, che sono appunto questo gruppo capitanato da Emilio Baraglia, e grazie a loro, grazie alla collaborazione abbiamo creato questo CD per l'Advar, dove ci sono tantissime testimonianze di medici, di pazienti, di familiari di pazienti che hanno raccontato la propria storia, che è stata poi messa in musica, ed è stato fatto questo CD per comunque raccogliere fondi per l'Advar, perché ovviamente anche loro hanno bisogno, ecco, per sostenere l'hospice. Vediamo pensieri, emozioni e desideri, no? A proposito, queste immagini, queste fotografie che raccontano di questo vostro nuovo e ulteriore percorso. Questo è accaduto già qualche anno fa, però queste sono delle formule, no? Sono anche queste, non siamo i soli, ce ne sono tanti musicisti che fanno queste cose, per l'amor di Dio, però ecco, lavorare anche su questo, quindi usare la musica per aiutare le persone, le associazioni. Certo, questa associazione importantissima, diciamo, è l'ADVA, è un fiore all'occhiello che abbiamo veramente, questo hospice, questo aiutare proprio il malato in fase terminale, come avete sentito che diceva Nicoletta, importante è sentirsi coccolati un pochino, è vero Alessandra? È vero, perché quando si entra in ospedale cioè, di solito a volte i medici sono molto diretti nei confronti del malato, perché non vogliono magari dare illusioni, non vogliono, perché probabilmente la prassi li obbliga a essere così. Però secondo me ci deve essere anche grande amore, perché noi abbiamo anche scritto una canzone che si chiama L'alchimista per sempre tuo cavaliere, e parla di un padre che ha un figlio malato e dove non c'è nessuna tipologia di cura che lo possa aiutare, e il papà l'ha fatto vivere il più possibile attraverso l'amore. Quindi anche l'amore, anche l'affetto all'interno degli ospedali aiuta queste persone. Ci sono la clown therapy, dove appunto questi VIP, come si chiamano? VIP? Very important person. Sì, però Viviamo in positivo, esatto. Un'altra associazione che si occupa di aiutare i bambini all'interno degli ospedali. Certo. Ci vuole, perché comunque ci deve essere... Ci sono molti infermieri e molti medici che fanno quello che stai dicendo, perché ci sono tante persone che con grande cinismo che fanno le foto vicino a persone malate e lì veramente c'è da buttarli nel pozzo più profondo, ma ci sono tante persone che si dedicano totalmente. Essere medico è comunque anche quella una vocazione, come essere insegnante, quindi sono missioni che uno deve portare
portare nei confronti delle persone che hanno bisogno, quindi ci deve essere tanto amore. Lo so che ci sono tanti bocconi amari da mandare giù, perché quando sei medico credo che non sia semplice, soprattutto in certi reparti. Tanti bocconi amari devi mandare giù, però devi avere sempre il sorriso, devi sempre portare positività, che è quello che poi noi facciamo nelle nostre canzoni. Ecco Alessandra, prima parlavi anche della forza, della coesione nella famiglia, no? Che si ritrova nella famiglia, e di come voi siete riusciti a uscire anche un po' dal tunnel, forse dopo Sanremo, i Fiumi di Parole, perché sì, hai avuto un brutto periodo tu, Fabio. Sì, io nel 97 dopo aver vinto il festival poi c'è stata una serie di attacchi negativi, brutti, dal plagio alla raccomandazione, avevamo vinto come se fossimo stati, non so, l'esempio sbagliato di una vittoria del festival. Ma poi in realtà noi abbiamo vinto perché comunque abbiamo seguito un regolamento che era stato fatto già nel 95, quindi prevedeva tutti questi passaggi e prevedeva anche la possibilità da parte di un giovane di vincere Sanremo. Quindi noi siamo figli del regolamento di Baudo e quindi ovviamente quello era il regolamento, non potevamo uscirne fuori. Qualcuno disse poi a un certo punto i giallisti sono arrivati, hanno rotto un sistema e quindi qualcuno parlò, disse delle cose e noi quello che pensavamo poi diventò realtà, no? I fiumi di parole diventarono delle cose concrete. Ma quanti fiumi di parole senti dalla politica, Fabio? Napoli, io cambio canale direttamente, non ce la faccio. Loro di parole non ce la faccio sempre. Preferisco guardare i cartoni animati, credimi. La forza deve essere questa, questo sorriso d'Alessandra, l'unione, il gruppo che si unisce, perché ci sono stati molti artisti che una negatività così, mi riferisco a Mia Martini, a Tenco, persone che invece hanno trovato un attacco talmente forte nei loro confronti, ma quanti giovani ci sono che noi non conosciamo, che si distruggono perché hanno una negatività, una negazione, perché magari per poter arrivare a un certo punto ci mettiamo anche i social, chiedono dei soldi per poter raggiungere degli obiettivi. C'è un sottobosco tremendo e quindi noi, insomma, in riferimento ai giovani diciamo fate attenzione, orecchie aperte, occhi aperti perché c'è tanta roba in giro che insomma tante brave persone ma altrettanto anche noi abbiamo incontrato nei nostri percorsi brava gente e non brava gente, quindi anche noi siamo caduti come delle pere. Gli schiaffi continuiamo a prendere. L'importante è sapersi rialzare, trovare la forza per ricominciare. Questa è la chiusura. E c'è tanta brava gente, naturalmente anche dove? Al Banco Solidale. Anche questa settimana tanta solidarietà. Che cosa è arrivato? Sono arrivate queste bellissime zucche per finire l'inverno da parte dell'azienda Rigato di Maserà di Padova e quindi ringraziamo proprio queste perché vanno via e sono contenti di farsi le zuppe con questo freddo che veramente ci ha diciamo congelato. Sono arrivate anche altre cose molto importanti. Sì, direi di sì, proprio dai privati ci hanno portato cose nuove, 2 umidificatori, ferri da stiro nuovi, bicchieri, servizi di piatti, di tutto. Dobbiamo proprio ringraziare tutti i nostri amici privati che ci vogliono bene e ci portano roba per i nostri utenti. Ringraziamo anche il dottor Lenzini che ci ha dato dei buoni spesi, abbiamo acquistato lo zucchero e abbiamo acquistato anche i bagni schiuma, lo ringraziamo tanto veramente perché sono cose veramente gradite da tutti. Che cos'è arrivato? Ringraziamo Piero per i succhi di frutta e la signora Nella che ha portato lo zucchero, ha ascoltato l'appello della Mirella ed è subito arrivata, molto gentile, insomma la ringraziamo tanto. Quindi oltre al salato delle zucche il dolce. C'è che non manca mai qui dalla Mirella perché abbiamo anche torte, biscotti che ci hanno regalato le varie aziende qua del territorio e li ringraziamo tutti. Lo zucchero fa bene poi perché dà energia con il freddo. Senz'altro, diciamo addolcisce un po' anche la vita. Allora, un ringraziamento particolare devo farlo a Frigomarca perché ci dà gratuitamente l'assistenza a tutte le celle frigorifero, i congelatori, perciò io penso che sia un doveroso grazie a questa azienda, perché ieri è arrivata dalla famiglia Corò, da Barbara, Alessandro e Adriano, un maiale ci hanno regalato di 140 kg, perciò pensate voi una cosa incredibile. Eccolo qua. Un orcino ce l'ha preparato
tutto certificato dal macello Mattarollo di Padernello, perciò abbiamo tutte le cose in regola e questo oggi lo distribuiamo, perciò pensate della carne buonissima che verrà distribuita, perciò un grazie in particolare a Alessandro Corò, è un ragazzo fantastico che per lui la solidarietà è una cosa importante, però io dico grazie a questi due genitori, Barbara e Adriano, che hanno cresciuto questo ragazzo all'insegna della solidarietà. Grazie di cuore, perché non è il primo regalo che ci fanno. Vi vogliamo un bene dell'anima. Ciao. Sì, un grande abbraccio, permettetemi veramente, a questa meravigliosa famiglia. Alessandro è un ragazzino meraviglioso, lui della solidarietà ha fatto proprio il suo scopo, lui quando può aiuta, con la mamma Barbara e papà Adriano. Però ecco qua Nella, tu hai visto il caffè, però anche la tua busta è arrivata, che era rimasta al banco solidale. Allora la apriamo e qui ci sono i soldini che la Nella ci ha portato, grazie Nella. E poi è arrivata un'altra busta da Ceccato Renzo di Treviso, con un biglietto che leggerò domani mattina a Sveglia Veneti, e qua ci sono altri 80 euro, perciò tutti i giorni io ricevo i contributi tramite i bonifici bancari, postali, ma soprattutto i bonifici del cuore, quel cuore che veramente quando mi vede mi ferma e mi dice: Mirella, continua, che noi siamo al tuo fianco. Ecco, questa è la mia benzina, la benzina che mi date voi, che mi fa portare avanti le situazioni, queste più drammatiche, ad esempio anche questa di questa sera, per cercare di far respirare e portare un po' di sollievo a queste brave persone. Ecco, qui che cosa si cerca di fare? Naturalmente portiamo alla luce quelle che sono le vostre storie, chi cerca di avere una sorta di riscatto, si cerca una vita migliore di quella che si ha, e a tal proposito il vostro brano, devo dire, casca a fagiolo, a no? pennello. E Se torna la voce è un brano che abbiamo scritto dopo un'esperienza passata all'interno del carcere di San Vittore, non come carcerati ovviamente, ma come sostenitori di un progetto da parte del figlio di Mike Bongiorno, di Nicolò Bongiorno, il quale ha deciso di donare una sala a prove per i detenuti del San Vittore, visto che il papà aveva soggiornato all'interno del carcere durante la Seconda Guerra Mondiale. Siccome c'era questo legame con la suora che c'era lì nel carcere, che lo ha aiutato durante il periodo di detenzione, e Nicolò ha voluto fare questo omaggio ai detenuti, e in questi 6 mesi noi abbiamo ogni settimana entravamo nel carcere, passavamo 13 cancelli e incontravamo i ragazzi che ci hanno aperto le porte veramente in maniera splendida, sono stati meravigliosi con noi, e da lì è nato questo brano dal titolo Se torna la voce, che parla di una detenuta che riflette il giorno prima del suo rilascio sugli errori che ha fatto e su quello che le aspetterà il domani. Testo mio di Alessandra, di Silvano Tognetti, musica del grande Maurizio Fabrizio, quello di Almeno tu nell'universo, Mio Martini, Renato Zero e tanti altri importanti. E allora, prima di partire col brano, una domanda: qual è l'emozione con cui avete attraversato il cancello del San Vittore? Entrare in carcere è sempre molto difficile, anche se si entra non da protagonisti, diciamo, ma da chi vuole dare un aiuto. Io ogni volta dicevo che entravo in apnea, perché comunque passare 13 cancelli, non cancelletti proprio quelli che mettiamo nelle porte di casa, cioè cancelloni con delle sbarre notevoli, con delle chiavi mega galattiche, cioè neanche nel Paese delle Meraviglie, in Alice c'erano queste chiavi super. Quindi insomma entravo lì e mi sentivo quasi col fiato sospeso, quando uscivo respiravo, quindi ho potuto immaginare cosa possono vivere loro all'interno, anche se comunque si danno da fare per cercare di fare qualcosa, anche per stare attivi durante la giornata, per rendersi utili, disponibili, per fare lavoretti, per fare cose, perché comunque insomma stare lì tutto il tempo con queste grate che ti fanno guardare oltre, ma sempre con le grate davanti agli occhi non è semplice, quindi ogni volta che uscivamo fuori si respirava l'aria, e quindi però è stata una bella esperienza. Con persone che avevano anche dei casi abbastanza particolari, certo. Quindi duri, difficili, sì. Prendi la loro esperienza. Sì, perché poi si raccontavano, perché comunque era nata una sorta di amicizia, insomma, di dialogo tra di noi, di rispetto. Di forte rispetto, perché poi abbiamo fatto il cast, lì abbiamo trovato dei musicisti tra di loro, ognuno consapevole della propria pena, ognuno consapevole del proprio sbaglio,
Ma anche là ci sono dei con la voglia talenti. di essere rieducato, perché sì. se noi ridiamo il senso alle cose che vogliamo, che sono quelle, il carcere serve per rieducare. E Mike Bongiorno, quando ha detto voglio creare qualcosa per loro, e Nicolò ha voluto realizzare la sala prove, era proprio per la rieducazione, cioè la musica ti permette anche di poter capire meglio, poi sta a te se quando esci lo metti in pratica oppure fai il peggio. E quindi è stata un'esperienza forte, molto forte. Signore e signori, quindi la solidarietà a Rete Veneta continua con Alessandra Drusian e Fabio Ricci in Se torna la voce. E se torna la voce, torna la voce, sì che torna. E torna. Da te senza un vestito, righe cadute, perché da libera mi tufferò, mare in tempesta, tu faro immenso, io cerco te. Da qui potrò sentire i passi che fai, così sarà insieme il viaggio e guardo te senza riflessi, senza confini, buio non è. Senti che il sole ci accarezza il corpo e ci fa dire amore, le stelle pari che tremano al solo pensiero di averti domani. Prendimi l'anima, vestire, usciamo a correre, a sorridere, liberi noi, e se torna la voce ad urlare di noi. Lassù, cielo di cenere, se un Dio vedrà, spostando nuvole respirerò la nuova vita, un'altra me sarà con te. Senti che il sole ci attraversa il corpo e ci fa dire amore, queste mie mani che dietro alle sbarre mi fanno volare a domani. Prendimi l'anima, vestire, usciamo a correre, a sorridere, liberi noi, e se torna la voce ad urlare di noi. Ci attraversa il corpo e ci fa dire amore, queste le mani che tremano solo al pensiero di averti domani. Prendimi l'anima, vestila e usciamo a correre, a sorridere, liberi noi, e se torna la voce a urlare di noi. Se torna la voce, se torna la voce, se torna la voce, se torna la voce, se torna Grazie ai Jalis di
adoriamo, vi adoriamo, siete come le onde alfa, arrivate siete come le onde alfa, dritti dritti al cuore con effetti benefici indiscutibili proprio, mi avete emozionato. Te voglio bene. Siete meravigliosi, altro che... Ma con una musica così di Maurizio Mamma sotto non mia. poteva uscire fuori Sì, che ma una guardate poesia... poesia veramente, quanto bello è, cosa hai provato quando loro cantavano? Ho provato molta emozione. Molta emozione, si vede, sai. E tu Nicoletta? Sono molto bravi. Molto bravi. Questa è la libertà che chiediamo noi, che dobbiamo avere noi, di vivere e di essere noi stessi. Questo è il significato di questo, perché molto spesso veniamo nascosti dietro quelle sbarre che vedevate nella copertina che abbiamo messo. Non siamo soltanto detenuti di un carcere noi, a volte siamo detenuti anche di certe regole e certe burocrazie. Quindi il voler ritornare a correre e essere noi come eravamo, tu Nicoletta prima dicevi, la nostra vita la rivogliamo. Questo noi dobbiamo assolutamente pretenderlo. Beh, mi fa piacere perché sono parole veramente che toccano nel profondo, specialmente Nicoletta. Io sono convinta che ti darà modo anche di combattere ancora di più, è vero Nicoletta, che anche la musica aiuta a combattere. Assolutamente sì. Cara, mi fa una tenerezza, guarda, una roba da non credere. E allora noi adesso, Anna, cosa dobbiamo fare? E allora ringraziamo Nicoletta e Luca e continueremo a documentare quello che appunto si farà per voi. Guarda che ci vediamo, Sindaco. Ecco, questo è l'avviso sindaco di Spinea che le sta dando la Mirella, io tremerei, ecco, e anche i Jalis. E allora restate qui perché torniamo con ancora emozioni, ancora storie con i Jalis dopo la pubblicità. Non cambiate canale.